L'Auser, Associazione per l'invecchiamento attivo, e lo SPI CGIL di Agrigento, il Sindacato Pensionati Italiani, si associano alla battaglia del cartello sociale sulla grave situazione sulla sanità pubblica in provincia e quanto affermano in questa nota stampa Francesco Cangemi, segretario della SPI, e Calogero Buculeri, presidente dell'Auser. Non è il primo grido di allarme, non sarà l'ultimo che la popolazione agrigentina rivolge inascoltata all'ASP di Agrigento. Qui vogliamo considerare solo 3 casi di disagio e di mala sanità che vessano tutti coloro che si trovano nello stato di bisogno sanitario. È accaduto e accade. Un paziente ottantenne con frattura al femore rivoltasi all'ospedale di Agrigento viene trasferita ad altro ospedale, a Licata, perché nel reparto di ortopedia il lettino operatorio per questa tipologia di fratture è rotto da qualche mese. Secondo caso, nel distretto di Agrigento, per essere sottoposti a visita per l'accertamento di invalidità civile e disabilità si aspetta anche più di un anno. Terzo caso, liste di attesa infinite, anche più di un anno, per le visite specialistiche. Viene da sé che a pagare tra gli altri siano soprattutto i cittadini più fragili, soli e indigenti, anziani, disabili, immigrati. La risposta che danno ormai è aspettare, aspettare, aspettare. Ma aspettare cosa? Aspettare chi? Chiediamo ai dirigenti dell'ASP, per usufruire di un servizio che riguarda la salute, si può aspettare. Se un cittadino scopre di essere affetto da una grave patologia, ha bisogno di essere curato, deve aspettare. E il diritto alla salute, sancito dalla Carta Costituzionale, si può sospendere, si possono nell'attesa fare morire i cittadini. Noi diciamo che non vi può essere giustificazione alcuna. Chi ha i compiti di governo, a qualsiasi livello, si deve assumere le proprie responsabilità. Questo quanto affermato dal segretario generale della SPI CGIL Cangemi e del presidente dell'Auser Agrigento Calogero Brucoleri.